Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi girone in Brianza e sulle coste del fiume Adda. Andrò al lago di Sartirana in primis, che in questa stagione autunnale è famoso per avere dei colori bellissimi. Poi da lì Ponte di San Michele, traghetto di Leonardo, una costruzione veramente molto singolare, Castello di Marne, Castello di Sulbiate, villaggio operaio di Crespi d'Adda. Insomma, un giro fantastico nella Brianza che è altrettanto fantastica. Africona super pronta a partire, quindi che dire, saliamo in sella e andiamo. Eccomi ragazzi, sono arrivato al lago di Sartirana e ha questa particolarità che in questa stagione autunnale si dipinge dei fantastici colori appunto dell'autunno, bellissimo. Quindi andiamo a visitarlo, si entra da lì, non si può entrare con la moto parcheggiata. Io entro da lì e poi faccio decollare il Mini 2 e ve lo faccio vedere dal cielo. Bene ragazzi, questo era il lago di Sartirana. Mi aspettavo sinceramente dei colori diversi, ma probabilmente la stagione è ancora troppo in anticipo. Effettivamente oggi è il 12 ottobre, quindi comunque l'autunno è già cominciato, ma le temperature sono davvero ancora un po' alte. Adesso riparto, Africona già pronta, adesso riparto, vado al traghetto di Leonardo, che è una struttura veramente molto particolare. Eccomi ragazzi, sono a bordo del traghetto di Leonardo. La sua particolarità è sicuramente quella che è un traghetto a mano. Cosa significa a mano? Semplicemente che viene trainato da una sponda all'altra dell'Adda per mezzo di quella fune che vedete. L'altra particolarità è che unisce proprio due province diverse. Qua siamo in Bersago, siamo in provincia di Lecco, mentre dall'altra parte della sponda è Villa d'Adda in provincia di Bergamo. Purtroppo, come avete visto dal cartello, oggi non è in funzione, oppure in questo periodo non è in funzione perché, data la carenza di acqua di questo periodo, anche il fiume Adda non ha particolare corrente, quindi non si può utilizzare. Però spero quanto prima di poter venire ad utilizzarlo, perché è una cosa che voglio fare da tanto tempo, data la particolarità, ma purtroppo non sono riuscito ancora ad utilizzarlo. Come potete vedere è possibile portare a bordo del traghetto addirittura anche automobili, quindi oltre bici, moto e passeggeri normali, anche automobili, quindi veramente una cosa che mi piacerebbe davvero vedere dal vivo. È chiamato traghetto di Leonardo perché si dà a lui la paternità di questo progetto, in quanto quando era a Milano nel 1505-1506 a lavorare per Ludovico il Moro, disegnò una struttura identica a questa, quindi si dà a lui la paternità del progetto, anche se in realtà nessuno sa se è veramente stata sua. Adesso riparto, vado al Ponte di San Michele, dove c'è anche una centrale idroelettrica. Il Ponte di San Michele è stato famoso negli anni 80 in quanto era meta dei base jumper che si buttavano appunto dalla vetta del ponte fino quasi a toccare il fiume Adda. Eccomi ragazzi, sono a Paderno d'Adda,
dove ho davanti a me il ponte di Paderno d'Adda, appunto, che unisce l'abitato appunto di Paderno d'Adda con Calusco d'Adda. Adesso ve lo faccio vedere. È un ponte che per la sua posizione e la sua conformazione secondo me è uno spettacolo. In più, diciamo, nella parte sopra, come si può vedere anche adesso, ci passeranno le macchine e immediatamente sotto ci passava la linea ferroviaria. È uno dei primi ponti che è stato costruito per collegare appunto le due sponde dell'Adda. La sua costruzione risale al 1887, dal 1887 al 1889. Per la costruzione di questo ponte ne fu costruito uno a fianco in legno temporaneo per poter permettere agli operai di realizzare questa struttura fatta di ferro e ghisa. La costruzione del ponte fu terminata a marzo del 1889. Da lì in poi per 2 mesi vennero fatti tutti i collaudi del caso e nel maggio del 1989 venne celebrata l'inaugurazione. L'importo per realizzare questo ponte fu stanziato all'epoca, siamo alla fine del 1800 come detto, in 1.850.000 lire, una cosa che adesso fa ridere, e invece la costruzione del ponte di legno costò circa 190.000 lire, quindi per l'epoca dei prezzi davvero esorbitanti. Nei pressi del ponte, un po' più a nord, di lì a nord, c'è una centrale idroelettrica, la centrale Guido Semenza. Lui credo sia un lontano parente di colui che partecipò alla costruzione della diga del Vajont, quindi non una cosa che gli rende molto onore, però tant'è, si chiamavano Semenza tutti e due. Adesso io mi faccio 2 passi, scendo fino alla centrale idroelettrica, faccio decollare il mio Mini 2 e vi faccio vedere sia la centrale idroelettrica sia questo bellissimo ponte dal cielo. Una cosa che non vi ho detto sul ponte di Paderno d'Adda è che la circolazione sul ponte per quanto riguarda le macchine, le moto eccetera è a senso unico alternato, e quando passa invece il treno sotto per ovvi problemi di peso la precedenza ce l'ha il treno, quindi fermano col semaforo tutti e 2 gli accessi ai lati del ponte, passato il treno riprendono con la circolazione a senso unico alternato. Qua ragazzi sono al castello di Marne che vedete alle mie spalle. Il castello fu costruito in epoca medievale, si pensa sui resti di un antico forte di origine romana. Venne poi distrutto completamente nel XV secolo dai Malatesta e venne poi ricostruito qualche anno dopo ex novo dalla famiglia Avogadri, a cui poi subentrò Bartolomeo Colleoni, che divenne poi il proprietario definitivo e ne fece la sua residenza definitiva. La conservazione di questo castello è ancora abbastanza buona, è possibile visitarlo anche all'interno, come si può vedere ci sono anche le torri merlate, però oggi che è un giorno feriale apre alle 3 di pomeriggio, adesso è l'1, io non ce la faccio ad aspettare le 3 di pomeriggio, devo rientrare. Ve lo faccio però vedere dal cielo facendo decollare il mitico Mini 2. Eccomi ragazzi, ultima tappa del tour, villaggio operai di Crespi d'Adda, poi vi racconto
perché si chiama così questo posto particolarissimo. Intanto mi sono fermato a fare uno spuntino perché è ora di pranzo e poi riparto e torno verso casa, ma prima vi faccio vedere questo bellissimo posto. Pranzo finito, ora vi racconto due cose su il villaggio operaio di Crespi d'Adda, perché è una cosa veramente spettacolare, come forse solo una volta si faceva. In sostanza questo villaggio vero e proprio è stato costruito, è stato ultimato nel 1920, la proprietà era di Cristoforo Benigno Crespi, che insieme al figlio Silvio Benigno Crespi, che era stato all'estero per supervisionare come funzionava soprattutto in Germania l'industrializzazione dei cotonifici eccetera, portò qui la sua esperienza e costruirono in questa cittadina le proprie fabbriche tessili. Però Cristoforo ebbe un'idea geniale, quella di costruire attorno alle proprie aziende tessili un vero e proprio villaggio con 50-60 case multifamiliari, tutte con giardino, da dare in gestione ai propri dipendenti. Questo per garantire loro un tenore di vita, una qualità di vita alta ed avere in ritorno una qualità della manodopera altrettanto alta. In questo villaggio infatti c'era di tutto, c'erano negozi, c'era la chiesa, c'era l'ambulatorio del dottore, insomma tutti i servizi che possono tornare utili all'interno di un piccolo agglomerato di case. Questa è una delle fabbriche tessili gigantesca, la fabbrica tessile che è di proprietà di Benigno Crespi. Di qua c'è il fiume Adda con a fianco una centrale idroelettrica che garantiva energia elettrica per l'azienda, quindi aveva pensato veramente a tutto. Di lì c'è, come potete vedere, la chiesa e ci sono tutte le case. In questo villaggio a forma rettangolare c'era la strada principale, che era quella in arrivo da Capriate, che tagliava in due questo villaggio, dove da una parte si trovavano tutte le fabbriche e la centrale idroelettrica e dall'altra parte c'erano tutte le case, queste abitazioni multifamiliari, quindi avevano pensato veramente a tutto. Poi però verso la fine del 1900, verso la fine degli anni 70 in particolare, molti operai, chi per la pensione, chi perché ne voleva andare, vendette la propria abitazione a dei privati e quindi ci fu una sorta di spopolamento di queste case che poi si riflesse sull'attività industriale. Questa è la storia del villaggio operaio di Crespi d'Adda, un posto particolare, come forse adesso non se ne trovano più. Una volta magari era anche più comune questa cosa. A me viene in mente la Snia Viscosa di Varedo, che ho vicino a casa, nella quale si era costruita a fianco una nursery che permetteva così alle mamme che lavoravano all'interno dell'azienda di portare lì i figli la mattina, li lasciavano lì, andavano a lavorare praticamente a fianco e alla sera riprendevano i figli e se li riportavano a casa. Una cosa che forse adesso è fantascienza perché il dio denaro un po' ha rovinato tutto questo. Una volta forse il dipendente era più al centro del progetto di una grande azienda, adesso penso che non lo sia più. Tant'è, adesso faccio partire il Mavic Mini, ve lo faccio vedere dal cielo. Bene ragazzi, il Moto Tour di oggi finisce qui, spero che vi sia piaciuto come è piaciuto a me. Io ho visto posti veramente particolari. Io adesso torno a casa, voi iscrivetevi al canale, mettete un like se questo video vi è piaciuto, condividetelo con tutte le persone a cui possa interessare questo tipo di contenuto. Noi ci vediamo sul canale al prossimo video, ciao!